Continua l'attività di ricerca di Veneto Welfare. Oltre alla rassegna di convegni che abbiamo organizzato nei mesi precedenti, che avevano come tema le casse previdenziali e gli accordi di welfare per le piccole imprese, inizia una nuova ricerca con una metodologia innovativa che abbiamo chiamato ricerca azione. Ricerca azione perché? Perché oltre ad un'analisi dei dati vi sarà un contestuale racconto delle esperienze nel territorio. La ricerca sarà divisa in due parti, una parte che afferisce alla contrattazione di secondo livello e al welfare aziendale e una seconda parte che riguarda invece l'analisi e la ricerca di forme di welfare territoriale nel Veneto. Una parte della ricerca sarà condotta dalla dottoressa Elisabetta Lamon, una ricercatrice che collabora con la Fondazione Corazzin, che ha nel corso del suo lavoro approfondito questioni di ricerca legate alla responsabilità sociale d'impresa e a temi legati al mondo del lavoro. La seconda parte della ricerca sarà curata dalla dottoressa Michelina Laporta. Michelina Laporta è una Welfare Community Manager e appassionata di processi di governance condivisa, partecipazione partecipata e metodi collaborativi.